Presidente, parliamo di queste nuove iniziative che avete presentato oggi alla stampa. Ovviamente la ICS, essendo un ente fondato dal ministro Brodolini, ha sicuramente un'attenzione grande al mondo anche al mondo del lavoro, ma soprattutto al mondo della cultura e dell'arte. Nella nostra provincia, la nostra presenza provinciale, il Dipartimento Cultura e appunto il settore teatro hanno voluto dare un impulso diverso quest'anno. Hanno riunito le compagnie, le nostre compagnie teatrali, le compagnie teatrali affiliate alla ICS, e hanno costituito un unico catalogo di spettacoli. Un catalogo che è a disposizione delle amministrazioni comunali, delle Proloco e di tutti quegli enti che promuovono e attivano momenti di spettacolo appunto per i cittadini. Noi abbiamo voluto essere un'alternativa positiva, un'alternativa che parla da un lato di arte, ma premiando tutte quelle realtà teatrali che fanno anche sociale, perché utilizzano la cultura come strumento sociale, perché il teatro deve essere qualcosa che aggrega e che integra, perciò integrazione e aggregazione sociale. Questa è una delle, soprattutto in un territorio bellissimo come quello nostro, della nostra provincia di Agrigento. Le compagnie che hanno aderito sono 7, la compagnia Concordia, la compagnia Domus 73, la compagnia Teatranima, Teatro Insieme, Lanterna Magica, Le Beatitudini e Testi Queti. Sono quindi 7 compagnie che hanno aderito alla interessantissima proposta della ICS e hanno quindi scelto da 1 a 2 spettacoli da proporre appunto per l'estate. Il materiale che loro hanno inviato, materiale fotografico, le locandine, le note di regia, i dati anche tecnici riguardanti ogni singolo spettacolo, sono stati tutti raccolti in un'unica veste grafica all'interno di questo catalogo da proporre quindi all'amministrazione, agli enti per le rappresentazioni in pubblico.